Eleonora Bigone è morta ad un passo dalla laurea dopo aver dato il suo ultimo esame all'Università di Venezia, tornando a casa dopo aver preso 30 e lode lo schianto mortale a Borgoricco. Travolge una mamma e il suo bambino di 7 anni che attraversavano sulle strisce pedonali, poi scappa 47enne arrestato a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Bandiere a lutto nella sede dei Salesiani, feste patronali annullate, Crest sospeso, l'intera città di Schio si stringe attorno alle famiglie delle vittime dello schianto in Pedemontana. Alex Marangon per la procura si è lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, nessun colpevole per la morte del giovane, chiesta l'archiviazione per i reati più gravi. Rinviati a giudizio Napoli, i genitori del tredicenne che il 15 settembre 2024 lanciò da un terrazzo una statuetta colpendo e uccidendo la padovana Chiara Iaconis. Il processo inizierà il 23 ottobre. Allarme caldo nelle scuole ancora aperte per esami di maturità e terza media, colloqui e commissioni al lavoro in un clima rovente. Il sindacato scrive all'ufficio scolastico regionale. La 33esima edizione del Palio di Trevignano raddoppia su Antenna 3 domani alle 20:15 il Palio delle Frazioni, domenica dalle 17 la sfilata storica e il Palio delle Borgate, storia e tradizione sulla nostra emittente. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli: in primo piano la cronaca, Eleonora Bigone è morta a un passo dalla laurea dopo aver dato il suo ultimo esame all'Università di Venezia, tornando a casa dopo aver preso 30 e lode lo schianto mortale. Una di quelle ragazze e di quei giovani che mi facevano pensare che la comunità di cui ero sindaco avrebbe sempre avuto un grande futuro. Le parole del presidente Alberto Stefani, che si stringe al dolore dei familiari. Ci sentiamo come dei genitori che hanno perso una figlia di 22 anni e che si doveva laureare, ha fatto l'ultimo esame e ieri sera è morta purtroppo. Eleonora Bigone se n'è andata a un passo dalla laurea, uno schianto mortale, quello avvenuto in via Roma a Borgoricco, che ha strappato ogni possibilità a mamma Maria Paola e papà Gianni di vedere la loro figlia con la corona d'alloro in testa, e di questo non se ne capacitano. Un traguardo che Eleonora stava cercando di raggiungere con tutte le sue forze. Proprio nel giorno dell'incidente, la 22enne stava tornando a casa dopo aver dato l'ultimo esame all'Università di Venezia, quando ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi nel fossato e finendo la sua corsa contro un ponticello di cemento. Schianto che le è stato fatale. Tanto si stava impegnando per concludere il suo percorso di studi che aveva anche preso una pausa di 2 settimane dal lavoro di cameriera al ristorante Il Pioniere, a pochi passi da casa, dove anni fa lavorava anche con la sorella Lucrezia. Tornava da Venezia che aveva dato un esame la mattina, infatti aveva preso anche 30 lode tra l'altro, era un passo dalla laurea, mancava pochi giorni. In cosa si stava laureando? Praticamente stava studiando design di architettura. La conoscevi bene tu? Sì. Erano proprio amiche. Uscivamo anche insieme oltre al lavoro. È difficile per Sara pensare che ora, ad ogni inizio turno, non vedrà più il sorriso di Eleonora. Mauro, il titolare del ristorante, sconvolto dalla perdita, la ricorda come una delle più brave collaboratrici. Sempre solare, aveva passione per il suo lavoro, perché lo faceva con dedizione e con entusiasmo. Siamo rimasti sconvolti perché 22 anni e una morte così è proprio devastante per noi, perché qua ci ha lasciato un vuoto. Saranno ora i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire perché Eleonora sia finita in quel fossato. E proprio in quel fossato qualcuno ha deciso di lasciare una rosa rossa, un piccolo gesto che diventa per ora importante, forse per ricordare che Eleonora era appena sbocciata e aveva ancora tutta la vita davanti, proprio come quel bocciolo. Sul luogo della tragedia anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron. L'ho conosciuta quando era una bambina, dice, e ho avuto il privilegio di seguirla come maestro di karate. Era una ragazza grintosa, determinata e solare, le parole del primo cittadino. Una tragedia che lascia un'intera comunità senza parole. Ha travolto una mamma e il suo bambino di 7 anni che attraversavano sulle strisce pedonali ed è scappato. 47enne arrestato dai carabinieri a Sant'Angelo di Piove di Sacco.
Ha sorpassato l'auto ferma alle strisce pedonali per fare attraversare mamma e figlio che erano in bici, li ha investiti e poi è fuggito. Nel giro di alcune ore i carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo di 47 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco, adesso in carcere a Padova con l'accusa di lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale e fuga. Il tragico incidente verso le 21:30 di giovedì. La mamma, una donna di 40 anni di origini cinesi, era insieme al bambino di 7 anni diretta verso l'orto di famiglia in via Polo, strada di collegamento con la Piovese. Arrivati alle strisce pedonali, mamma e figlio stavano passando mentre un'auto era ferma, quando sono stati investiti dal veicolo in arrivo in sorpasso che non si era accorto della loro presenza. Subito soccorsi, le condizioni del bambino erano apparse molto gravi. Trasportato a Padova, è stato dichiarato fuori pericolo di vita solo in mattinata. In ospedale a Piove di Sacco è ricoverata anche la donna con alcune fratture. Un'indagine lampo, quella dei carabinieri di Piove di Sacco e della stazione di Codevigo, che ha permesso l'arresto del pirata. Una strada sotto accusa via San Polo. Qui nell'ottobre del 2024 era morta mentre andava in bici alla fermata del bus la giovanissima Eleonora Chinello di 14 anni. Non la velocità sotto accusa qui, sottolinea la sindaca Angela Furlanetto. Questo specifico accadimento ha poco a che vedere con l'alta velocità di percorrenza, che sicuramente è un problema di via San Polo ma anche di altre strade comunali e non. In questo caso il problema è dovuto all'incoscienza di una persona, al fatto di un comportamento antisociale e di un comportamento di un soggetto che si è messo evidentemente alla guida in situazioni in uno stato inadeguato e che ha mantenuto una condotta di guida inadeguata. La sindaca sentirà in questi giorni la provincia per la sicurezza di questa arteria. Qui sono già in cantiere degli interventi che riguardano proprio il tratto dove è stata investita Eleonora Chinello. Nel frattempo la prima cittadina lancia un appello. Quando guidiamo un'auto dobbiamo essere responsabili di quello che stiamo facendo, dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione e di sapere che le strade hanno dei limiti di velocità, che sulle strade ci sono delle persone, ciclisti, pedoni e che tutti vanno tutelati. Bandiere a lutto nella sede dei Salesiani, feste patronali annullate, Grest sospeso, l'intera città di Schio si stringe attorno alle famiglie di Alberto Fioretto e Don Francesco Andreoli morti nello schianto in Pedemontana. C'è un silenzio irreale negli spazi dell'oratorio dei Salesiani di Schio. Il Grest con oltre 500 bambini e decine di animatori si è fermato dopo la morte di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto, rimasti uccisi nell'incidente di giovedì mattina nella Galleria Malo della Pedemontana. L'idea è proprio quella di continuare a portare avanti con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di fare tutto bene, con energia, come ha sempre fatto Don Francesco, come ha insegnato agli animatori, a tutti noi, come è stato ad esempio, e quindi di portare avanti le attività che erano state programmate davvero con la stessa energia, lo stesso entusiasmo, e anche per la responsabilità che sentiamo come salesiani, ecco, di lanciare il messaggio che Don Francesco è risorto, è nel paradiso e da lassù ci guarda, fa il tifo per noi. Il funerale sarà congiunto probabilmente allo stadio o al Palasport. Resta da fissare anche la data appena sarà dato il nulla osta dal tribunale, dove è aperto un fascicolo per omicidio stradale. Già la prima messa di suffragio a poche ore dall'incidente mortale ha raccolto 1 migliaio di persone e anche la comunità civile si stringe nel lutto. Abbiamo deciso di annullare tutti i festeggiamenti per il santo patrono, erano 3-4 giornate belle piene di attività, ma abbiamo deciso di annullarle perché è giusto avere rispetto per quanto è successo e vicinanza per i familiari. E abbiamo bisogno di stare assieme, sì, ma in un certo modo, ed è anche per quello che abbiamo deciso di fare una fiaccolata proprio la sera del lunedì alle 9, tutti insieme, una fiaccolata in ricordo di questi due ragazzi, di Don Francesco, Don Fra e di Alberto. Alberto era un ragazzo solare, era un ragazzo sempre positivo, era un esempio per tanti altri ragazzi perché univa questo suo ottimismo immannato anche con una grande capacità di essere serio negli allenamenti. Lui come persona era un elemento che faceva gruppo.
quindi mancherà a noi, mancherà ai suoi compagni, mancherà indubbiamente alla sua famiglia, alla quale mi sento molto vicino, anche perché ho qualche figlio di età analoga e penso che una cosa del genere sia veramente, non ci sono parole per definirla. La superstrada pedemontana veneta è aperta nella sua interezza da 2 anni e mezzo. Il traffico è sempre scorrevole, ma in pochi rispettano i limiti di velocità. 110 km/h per le autovetture, 80 per i pullman e i furgoni leggeri, 70 per i camion e gli altri mezzi pesanti. Sono i limiti di velocità validi su tutti i 95 km della superstrada pedemontana veneta, con la raccomandazione a rallentare all'interno delle gallerie. Questo dicono i cartelli dopo ogni svincolo di ingresso, questo ripetono i pannelli luminosi all'imbocco dei tunnel. La realtà però è ben diversa e lo può testimoniare chiunque percorra per tratti più o meno lunghi l'arteria che unisce Vicentino e Trevigiano, connettendosi con 3 autostrade. Ci mettiamo in marcia a metà mattina in direzione ovest e fissiamo la velocità al limite massimo consentito, ovvero i 110 in corsia di marcia. Costantemente la corsia di sorpasso è molto frequentata e dagli specchietti retrovisori si vedono arrivare altre vetture, in genere di grossa cilindrata, che viaggiano a un ritmo ben superiore anche a vista d'occhio. Non si tratta di manovre di sorpasso per poi rimettersi in corsia di marcia, ma di percorrenze fatte costantemente sopra il limite consentito, talvolta anche di alcune decine di chilometri orari in più. L'impressione è che anche i mezzi pesanti, comunque più lenti rispetto al traffico leggero, non siano sotto il limite dei 70 previsto per la loro categoria. La situazione peggiora ulteriormente quando il traffico è ridotto, ovvero a inizio e fine giornata e nei fine settimana, quando i camion non possono circolare. Non esiste ad oggi alcuna postazione fissa di controllo della velocità, né un sistema come il Tutor che verifichi la velocità media. Le pattuglie della polizia stradale effettuano periodicamente degli appostamenti con le apparecchiature mobili, ma non possono controllare di continuo le migliaia di veicoli che ogni giorno percorrono la superstrada. Gli eccessi di velocità avvengono sistematicamente su tutta l'arteria e anche il consigliere regionale Carlo Cunegato di AVS, scledense come le ultime 2 vittime dell'incidente nella galleria di Malo, lancia un appello a far applicare i limiti vigenti. Nella pedemontana si corre troppo, bisogna che ci siano più controlli, bisogna che la gente corra meno, perché davvero questa è una guerra e non si può continuare a morire in questo modo. Alex Marangon per la procura si è lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor. Nessun colpevole per la morte del giovane di Marcon, chiesta l'archiviazione per i reati più gravi. Illegale, la famiglia delusi per come si vuole chiudere questo caso. Ho ricevuto nei giorni scorsi l'avviso della richiesta di archiviazione sia per il reato di omicidio volontario che per il reato di morte come conseguenza di altro delitto, cioè della morte del povero Alex conseguita alla cessione, quindi all'assunzione di sostanza stupefacente. Una richiesta di archiviazione che potrebbe mettere una pietra tombale sulla tragedia di Alex Marangon. La procura di Treviso è convinta che il 25enne di Marcon si sia lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, dove stava partecipando ad un rito sciamanico. Nessun responsabile diretto per la morte del giovane barista. Ad aver scatenato la reazione allucinogena sarebbe stata l'assunzione di una sostanza stupefacente, l'ayahuasca, offerta alla cerimonia che, combinata con la cocaina presente nel sangue, avrebbe provocato uno stato alterato culminato nel volo dal terrazzo. Non solo, ma l'assunzione della cocaina, secondo il pubblico ministero, fu consapevole. Alex avrebbe conosciuto i rischi dell'assunzione delle 2 sostanze. Pronta l'opposizione da parte dei legali della famiglia Marangon. Non voglio commentare nel merito una richiesta di archiviazione che si commenta da sé. Certo, la delusione è tanta per come si cerca di chiudere questo caso. Sarà il GIP ora a decidere se accettare o meno la richiesta di archiviazione del PM Giovanni Valmassoi, sia per l'omicidio volontario a carico di ignoti che per la morte come conseguenza d'altro reato a carico dei 5 indagati, gli organizzatori della serata: Andrea Zuin,
Tatiana Marchetto, Alexandra De Sacco, moglie del proprietario dell'abbazia, e 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. Resta quindi come reato solo la cessione di stupefacenti. La delusione è tanta soprattutto come cittadini, perché per quello che riguarda il profilo tecnico ritengo che non possa esserci giudice per le indagini preliminari che possa accogliere richieste di archiviazione come questa, addirittura in assenza di eventuali opposizioni per come sono formulate, per gli elementi che le sostengono, posizioni che comunque ovviamente faremo. Rimane quell'ultimo appello accorato dei genitori di Alex, quelle parole che oggi sembrano cadute nel vuoto. E non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza Alex, senza il suo sorriso. Non stiamo più vivendo. Col suo ricordo. Stiamo solo sopravvivendo, cercando di dare giustizia a Alex. Rinviati a giudizio Napoli 2 genitori del tredicenne che il 15 settembre 2024 lanciò da un terrazzo nei quartieri spagnoli una statuetta colpendo ed uccidendo la padovana Chiara Iaconis. Il 23 ottobre inizierà a Napoli il processo per accertare la responsabilità per la morte di Chiara Iaconis, la 30enne padovana uccisa il 15 settembre 2024 da una statuetta, mentre passeggiava con il fidanzato nei quartieri spagnoli e morta dopo 2 giorni all'ospedale del Mare. Secondo gli investigatori, a lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzino di 13 anni, non imputabile per età. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che ovviamente alla luce degli atti delle indagini preliminari ci sia una ragionevole previsione di condanna per entrambi i genitori che appunto non hanno adeguatamente vigilato e sorvegliato sui comportamenti del figlio e che quindi purtroppo questa negligenza e imprudenza ha contribuito a causare la morte di mia sorella Chiara. Un passo decisivo per la famiglia. La sorella Roberta, assieme a papà Gianfranco e mamma Cristina, si è recata nella città partenopea per seguire in prima linea ogni passaggio del percorso giudiziario. Noi siamo convinti della loro penale responsabilità e riteniamo che il giudizio si concluderà con una sentenza di condanna. Ovviamente la morte di Chiara avrebbe potuto essere evitata se i genitori avessero adottato comportamenti adeguati a tutti i segnali di gravissimo pericolo per l'incolumità delle persone che nel corso del tempo si erano resi evidenti. Nulla potrà mai portare indietro Chiara. Dopo 2 anni dalla tragedia il dolore è ancora enorme. La famiglia Iaconis chiede solo una cosa: che venga fatta giustizia. Siamo da una parte sicuramente contenti, anche se pur sarà un percorso sicuramente doloroso per noi, però siamo contenti perché è sempre un altro passo in più per dare giustizia a mia sorella, che sicuramente tutto questo non potrà mai riportarci indietro Chiara e che cosa era Chiara per noi, però sicuramente la verità e la giustizia non smetterà mai di essere cercata e noi arriveremo fino alla fine. Il caldo record manda in sofferenza la rete elettrica dopo i ripetuti blackout di Quinto di Treviso, dove attività e abitazioni sono rimaste senza corrente per ore. I disagi hanno interessato anche Mogliano Paese e Castagnole. Pronto? Enel? Sì, buongiorno, la Gerla. Ci risiamo, è successo un'altra volta, siamo senza energia elettrica, come l'altra sera. 4 blackout in pochi giorni. A Quinto di Treviso l'energia elettrica continua ad andare e venire. Dopo il guasto di lunedì sera, un nuovo stop ha lasciato al buio abitazioni e attività per 4 ore. Ma i disagi non si fermano qui. In tarda serata è toccato a Mogliano Veneto, poi in queste ore anche a Paese e Castagnole, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti anche per incendi sviluppatisi in alcune cabine elettriche. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica e cresce la preoccupazione tra imprenditori e residenti. Questi sono tutti i post sul gruppo 6 di Quinto
con tutti i commenti delle persone dalle loro vie che scrivono che sono tutti senza corrente, ecco. Tra i tanti messaggi quello che spicca di più secondo me, scusate, in via Donizetti è ancora senza corrente, questa signora ha l'insulina della mamma che deve stare in frigo e ovviamente non regge più. Il blackout dalle 8:15 alle 11:40 arriva dopo quello di lunedì scorso, quando la corrente è mancata fino all'1 di notte. Secondo quanto spiegato da E-Distribuzione, il caldo eccezionale di questi giorni e il massiccio utilizzo dei condizionatori ha provocato un forte sovraccarico della rete elettrica. In periodi come questo, che sono caratterizzati da temperature massime molto alte, parliamo di oltre 35 gradi, temperature minime sempre molto elevate, ma al di sotto dei 27-28 gradi, e assenza di precipitazioni per lunghi periodi, non permettono ai componenti della rete elettrica, soprattutto ai componenti interrati, di smaltire correttamente il calore, e quindi questo genera sostanzialmente dei disservizi. E con il termometro che continua a salire cresce la preoccupazione. Saltano i pagamenti elettronici, si bloccano i servizi e nelle case diventa impossibile utilizzare ventilatori e condizionatori. Senza elettricità si fermano le aziende. Noi chiediamo aiuto alle istituzioni perché devono farsi portavoce presso l'Enel, perché tutte queste interruzioni non succedano più. Bisogna che la politica si faccia portavoce dei nostri disagi. A pagare il prezzo del caldo sono anche gli studenti impegnati negli esami di maturità in diverse scuole. Tra aule prive di climatizzazione e impianti in difficoltà affrontano le prove orali in condizioni rese ancora più pesanti dalle temperature soffocanti. Le previsioni indicano che il picco del caldo deve ancora arrivare. Tecnici e squadre di E-Distribuzione continuano a monitorare la rete elettrica. Prevediamo l'allerta delle squadre operative, quindi con un rinforzo del nostro presidio di reperibilità H24, il rinforzo del personale anche delle nostre imprese appaltatrici e la predisposizione di una flotta anche di gruppi elettrogeni e power station che possiamo utilizzare per le situazioni più gravi, diciamo eccezionali. Imprese e famiglie sperano che il potenziamento delle cabine sia sufficiente ad evitare nuovi blackout nei prossimi giorni. Istituti scolastici ancora aperti per gli esami di terza media e di maturità, colloqui e commissioni al lavoro in un clima rovente, complice l'ondata di caldo di questi giorni. Le temperature eccessive hanno trasformato le scuole in veri e propri forni, perché non ci sono abbastanza impianti di aria condizionata, di ventilatori. Abbiamo fatto segnalazione al Ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto segnalazione all'Ufficio regionale scolastico, chiediamo interventi urgenti. Ci sono gli esami di maturità in corso, le prove scritte sono state appunto fatte con temperature eccessive. Termometro a quasi 40 gradi nelle scuole venete, dove sono in corso gli esami di terza media e di maturità e dove molti dirigenti hanno provato a correre ai ripari con l'uso di ventilatori. Numerose le segnalazioni arrivate anche al sindacato ANIF Veneto da parte di docenti e personale scolastico costretti a lavorare in condizioni climatiche impossibili, edifici inadeguati a fronteggiare l'ondata di caldo. Da qui la richiesta del sindacato, che richiama il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, evidenziando come le istituzioni scolastiche siano tenute a valutare e prevenire anche i rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche e dallo stress termico. Nella lettera inviata all'ufficio scolastico regionale, ANIF chiede un monitoraggio immediato e, nei casi più gravi, la possibilità di adottare misure straordinarie, oltre all'avvio di un piano strutturale di interventi. Ci sono collegi docenti, ci sono riunioni, ci sono scadenze che in questo momento i lavoratori e le lavoratrici della scuola stanno affrontando con temperature insopportabili all'interno di strutture vecchie e inadeguate all'emergenza caldo che stiamo vivendo. Sono iniziati i preparativi per accogliere in città il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, che vivrà un intenso programma di 2 giorni, l'8 e il 9 luglio, tra Jesolo e Venezia. Lo aveva promesso il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ed ha mantenuto la parola. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, prima Jesolo e poi Venezia centro storico, nel territorio del Patriarcato di Venezia, riceveranno l'attesa e gradita visita del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Sarà una 2 giorni molto intensa di preghiera e aiuto concreto per la Terra Santa. Mercoledì 8 luglio, dopo il saluto istituzionale alle autorità civili e militari, la mattinata dell'arrivo, la prima giornata proseguirà a Jesolo. Qui il cardinale Pizzaballa presiederà una Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Santa Maria
ausiliatrice, insieme al patriarca di Venezia Francesco Moraglia. In serata poi parteciperà a un dialogo pubblico in piazza Mazzini per testimoniare il dramma della guerra in Medio Oriente, l'impatto sui civili a Gaza e la difficile situazione delle comunità cristiane locali. Il giorno successivo l'appuntamento di fede si sposterà a Venezia nel complesso della Salute. Il programma prevede una celebrazione nella Basilica della Madonna della Salute, il santuario più caro ai veneziani, aperta a tutti i fedeli, oltre al clero e gli ordini religiosi, seguita da un momento conviviale con il seminario patriarcale e i sacerdoti. La visita, come spiega la nota del patriarcato, punta a rafforzare il legame e il sostegno della Chiesa di Venezia verso il patriarcato latino di Gerusalemme, dando continuità alle iniziative di preghiera, pace e aiuto concreto già avviate in diocesi a favore della Terra Santa. Grande successo ieri sera nella suggestiva cornice di Piazza San Marco per il concerto di apertura del Festival della Bellezza affidato alla voce di Riccardo Cocciante, un evento sold out nel quale il cantautore è viaggiato attraverso decenni di carriera costellata da canzoni senza tempo. Domani sempre a San Marco il concerto di Andrea Bocelli, lunedì 6 giugno il rock di Edoardo Bennato. La 33esima edizione del Palio di Trevignano raddoppia su Antenna 3 domani alle 20:15 in diretta alla vincente Palio delle Frazioni, domenica dalle 17 sempre in diretta il Palio delle Borgate, preceduto dalla sfilata storica lungo le vie del paese, e a seguire la grande sfida. Chi macigna più pannocchi accumula più grano nei sacchi. Il Palio del Batar Panocce in diretta domani e domenica su Antenna 3. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.